A Roma abbiamo preso il 20%, siamo diventati il primo partito e questo farà in modo di poter rimettere insieme le persone di buona volontà che sono in partiti diversi per governare la prossima legislatura, io spero con Draghi Presidente del Consiglio ancora, perché non è che abbiamo risolto tutti i problemi, anzi. Parla di una politica di buonsenso Carlo Calenda. Reduce dall'exploit ottenuto alle amministrative del Comune di Roma, l'europarlamentare e leader di Azione ha effettuato un breve tour del Veneto, Mestre, Padova, Vicenza, in una situazione in cui il contrasto alla pandemia rimane tra gli argomenti prioritari. I dati dicono che ci sono 14 regioni a rischio di passare in una categoria più grave, diciamo così, anche se la situazione è lontana da quella che abbiamo visto in altre epoche, quindi io starei molto attento. Guardate cosa è successo in Gran Bretagna, ma cosa sta succedendo in Romania. Allora io penso che Draghi su questo e Figliuolo si stiano muovendo molto bene, bisogna seguirli e essere rigorosi, non si può pensare di fare un tampone gratis a chi non si è vaccinato e quelli che si sono vaccinati? In politica economica, Calenda punta il dito sulla situazione lavorativa dei giovani e sulla loro retribuzione. Appena 9.900 euro fino ai 24 anni, 15.000 euro lordi l'anno fino ai 30. Il 50% dei giovani prende meno di quello che prenderebbe col reddito di cittadinanza, il che vuol dire che uno, il reddito di cittadinanza è fatto male e due, che c'è un'emergenza dei salari ai giovani. Allora io ho proposto, siccome c'è 8 miliardi per il taglio del cuneo fiscale, con 5,5 miliardi noi riusciamo a levare le tasse completamente ai lavoratori fino a 25 anni e diminuirle del 50% a quelli fino a 30 anni. Dai giovani ai meno giovani, le pensioni rimangono un altro argomento caldo. Dopo quota 100, che peraltro è stata utilizzata solo da 350.000 persone, composte soprattutto da dipendenti pubblici di reddito medio-alto, secondo Calenda, al di là dei lavori usuranti, è ragionevole ammorbidire in modo meno brusco lo scalone della riforma precedente. Io sarei a favore di mandare in pensione tutti quando vogliono andarci, il problema è che non abbiamo i soldi per farlo.